Sì, Così la scorsa... intanto i colleghi tecnici su predispongono il filmato che fa riferimento a Moggio Udinese. Appunto, perché la scorsa settimana abbiamo parlato dei fuochi di San Giovanni, mi sembrava doveroso parlare questa settimana dei fuochi di San Pietro. Tra l'altro vi propongo una delle poche tradizioni legate al fuoco di San Pietro che ci sono in Friuli, in quanto un tempo erano abbastanza diffuse, adesso la testimonianza è rimasta proprio per quanto riguarda il paese di Moggio Udinese. Qua si vede il momento dell'accensione del fuoco. Ricordiamo che questi fuochi sono molto diversi rispetto ai pignarui dell'Epifania perché sono accesi all'interno del paese, quindi in prossimità di Alturo, incroci, crocicchi, luoghi deputati all'incontro delle streghe, quindi hanno una natura un po' diversa. Il fuoco ha sempre la funzione di purificazione, di eliminazione insieme, però sono sempre fuochi legati al solstizio, in quanto in questo periodo si dava inizio a un momento lavorativo di grande intensità, segnato dal rischio incombente di siccità, tempeste, malattie, questo momento era particolarmente delicato per quanto riguarda il ciclo contadino e quindi doveva essere propiziato attraverso i fuochi. Tra l'altro la giornata di San Pietro dalle interviste è risultata come particolarmente piovosa per quanto riguarda ricorrentemente ogni anno, quindi il fuoco serve in qualche modo a propiziare l'avvento di nuovo del sole. Ho portato 5 persone, 5 abitanti di Moggio Udinese, ovvero Cristiano Bugnetti, Emanuele Franz, Lauro Zearo, Stefano Alevi e Luigino Foraboschi. Volevo chiedere... Barbara, forse ne manca uno? Volevo chiedere a Cristiano che cosa significa per te il fuoco di San Pietro. Innanzitutto dico che è una grande festa perché diciamo, lo scopo principale di questo fuoco fra noi giovani, almeno mi ritengo di essere nell'età diciamo, dei giovani, è quello di rimanere uniti e fare diciamo, un processo di integrazione, no, più che altro. No? Poi le origini si sanno, insomma, come tutti i fuochi c'è una motivazione storica dietro. No? Però cosa significa accendere un fuoco nel 2007 quando la funzione originaria non è più la stessa, ovvero una volta veniva fatto per propiziare il raccolto, adesso che funzione ha? Perché lo accendete? Diciamo che lo scopo principale è quello il mantenimento della tradizione, perché già i nostri padri, i nostri nonni e gli avi facevano stessa cerimonia e il loro scopo era anche quello di tramandarlo alle nuove generazioni e portarlo avanti. No? Questa cosa la sentiamo dentro nel nostro sangue e cerchiamo di trasmetterla anche ai giovani soprattutto perché sono loro il futuro e guai se si interrompe questa bellissima tradizione. Per quanto riguarda Emanuele, volevo chiederti, traete pronostici dalla direzione del fumo? Se io traggo dei pronostici dalla direzione del fumo. Innanzitutto secondo me non si può ridurre questa esperienza del fuoco a una semplice propiziazione contadina. Secondo me le valenze dell'accensione del fuoco sono molto più di una semplice, diciamo, tradizione contadina. Sono secondo me il retaggio di un rito religioso pagano che ha le stesse valenze di un rito religioso come un altro. Io faccio un esempio per tutti, la contemplazione che l'uomo antico aveva per il fuoco. Ad esempio il mondo greco conobbe il mito di Prometeo che con l'inganno tolse il fuoco a Zeus per donarlo al genere umano e dietro al fuoco ovviamente va visto non il semplice legno che arde così brutalmente detto, ma il simbolismo che tutte le tradizioni alla fine, indipendentemente dalla cultura, hanno attribuito, cioè il logos, l'intelligenza, le arti, la tecnica. Ovviamente la popolazione, diciamo, sopravvive nella popolazione in modo preconscio questa ritualità, però un'analisi approfondita del simbolismo del fuoco non può ridursi, almeno secondo me, a una semplice chiave di lettura antropologico materialista che vede delle semplici propiziazioni. Almeno non è per contraddire, però secondo me ha un significato più sacro di quello che... Beh, tu intendi le cose dal punto di vista filosofico? No, sono punti di vista religioso, diversi. non si tratta di punti di vista. Sì, filosofico religioso. Barbara, allora,
non è il caso di polemizzare, anche perché insomma sono punti di vista. Io volevo andare un attimo da lui, che cosa vi raccontano i vostri padri, i vostri nonni di questo evento? Che, insomma, Vai passare il microfono. Perché mio padre non era del paese, quindi non poteva tramandarmi. Mio padre era un militare che era venuto a abitare a Maggio. Io sono entrato in questo gruppo da giovane, verso 14 anni, perché prima dovevo essere accompagnato dai genitori, perché è il luogo del fuoco di San Pietro, è linea d'aria a 1 chilometro, ma comunque sono 3 chilometri. Non c'è ferrovia, non ci sono trasporti. lei continua a tenere il filo della trasmissione, non c'è ferrovia. Non c'è ferrovia, bisogna andare a piedi a una certa ora, o si erano accompagnati o andavi da solo, o almeno a 14 anni. A 14 anni c'era l'avvicinamento a questo gruppo, la Clape, che ti avvicinava e diceva, ciao bel bambino, ci dai una mano a fare il fuoco? Tradotto, o tu non sdassi una mano o ti do un bidone al culo. C'è proprio... Cioè proprio la grezza, perché dovevamo portare le fascine a mano e c'era molta gente che magari non aiutava, quindi era dura l'approccio, ma comunque dava l'immagine di cos'era il gruppo come grinta e l'aiuto che c'era da dare. Senta, l'accoglienza... Ma è durato per 30 anni, quindi vuol dire che il messaggio era abbastanza... Cioè, anche a lei gli ha detto oppure... Ma no, dai, lo stinga là. Cioè, chiaramente, ma quando... Ma si cominciava di più, cioè c'era chi da dietro, dai, parla, incominciavano a dirti plan plan, dai, aninga da ne man, dopo bevi l'aranciade, dopo fai in corsa, dopo tu mangi qualcuno e intanto si faceva il gruppo, perché insomma là portare in son punciucca, porta su i baci, perché non era al teams, non era neanche la strada per la sola, era un sentiero e si doveva portare su i baci, si calcolava, perché la storia era così, Manuela dice le robe, no? Benissimo per dirla, però per fare il fu bisognava delle materie prime, per fare i baci. Una volta, per me, e portavo i nostri baci di fu e dopo qualche giorno passava le palle su, carriole, barelle, sono i miezzi, parte con i miezzi. Un po' più facile. E poi facile. Quando era fatto il fu, dopo si festeggiava tutti insieme, no? Grazie. Barbara, abbiamo esaurito l'argomento? Solo una cosa, non è stato fatto il salto attraverso le fiamme, che è tipico di alcuni fuochi, soprattutto quelli di San Giovanni, ed è una prova insieme di abilità e di coraggio che i giovani facevano soprattutto un tempo, e in questo modo appunto era una specie di rito di passaggio, segnavano il passaggio dall'adolescenza alla giovinezza. Ecco, come sempre in questa trasmissione il tempo è sempre tiranno, ma ci siamo parlati sottovoce con i due migranti Clemente Bruno e Anna Maria Toffoli di Forgaria, e siccome non mi va di sprecare l'argomento ci siamo accordati per un loro ritorno la prossima settimana. Va bene. Benissimo, ci siamo guardati.